Saluda a tutti, ultima tappa imurado inde e campa qui nanta RCFM, ma barla subito charcuteria cu un cabo intrabrez installado da boi 30 anni uso baese, die Pasquale Vlor e chi die cu noi. RCFM e Campa Qui. Allora, l'evoluzione si è passata che ha cominciato per un'installazione agricola e dopo sono passato a un tasso che si chiama l'agroalimentaire. Qui facciamo la charcuteria, con la carne di bocchi che sono allevati qui, non so che si chiama charcuteria Pasquale Vlori, e dopo con la carne che viene dal continente, che si chiama San Michele, un'altra charcuteria. Lo sapete fare, è stato, ci sono state parecchie maniere di lavorare. Ho cominciato con la tradizione, poi dopo sono piuttosto andato per la modernità, con un'installazione assai importante, con materiali che ci vuole per lavorare di una certa maniera. C'è tutta l'equipe da me, qui sono tracce di insaccare esercizi, ma più di 500 kg di esercizi. E voilà, sono tracciativa, sono veramente questo. Ora siamo 7 nello stabilimento, nell'intrapresa, e abbiamo impiegati che sono tutti o di Ubaese o di una regione qui di Unebio. Allora, ora faccio il compito di voi 2013, di novembre ad avere 9 anni che siamo qui, è stato veramente qualcosa di importante, ma mi permette di lavorare attualmente con tutta la Francia e l'Europa, perché è un battimento che ha giustamente enorme europeo. I clienti appena aperto, ci sono qui in Corsica, in continente, e poi dopo da altri paesi, la Svizzera, l'Inghilterra, ancora in Polonia, e abbiamo mandato quest'anno in Polinesia francese la charcuteria. Voilà. No, i clienti ci sono appena aperto. Provare a fare qualcosa in un paese che è demorato, e ora faccio 30 anni che sono qui, e di nuovo di fare un sviluppo per permettere a gente che sono veramente di Unebio di poter campare con il suo lavoro. E quindi cu Pasquale Vlor e chi si compie e campa qui murado, noi ci redremo a Isabelle da Guapogu in un altro territorio a ringraziare a tutti e a presto. RCFM e Campa Qui.